Buon pomeriggio. Oggi è la giornata del terremoto e dunque anche noi celebriamo questa ricorrenza alla maniera di Vicino Lontano, cioè attraverso un confronto. Il confronto a cui assisterete non a caso si chiama Architettura, Politica e Terremoto, modelli di ricostruzione. E Giovanni Lavarra, che insegna progettazione architettonica all'Università di Udine, ci ha proposto questo taglio appunto per confrontare diversi modelli della ricostruzione che hanno caratterizzato i diversi terremoti in Italia. Per parlarne abbiamo un personaggio che da 2 settimane è diventato direttore del Maxi Arte e che è un olivettiano. Ogni volta che abbiamo un olivettiano ci piace dirlo e si chiama Bartolomeo Pietromarchi. E poi ne discuterà con Andrea Tagliapietra, che insegna filosofia al San Raffaele di Milano. Bene, io lascio la parola a Giovanni Lavarra, che introdurrà l'argomento e ne discuterà con i nostri ospiti. Vi ricordo che alle 7:30 qui si parlerà ancora di terremoto, però con un linguaggio diverso, utilizzando un linguaggio diverso, quello della letteratura, perché Vicino Lontano incrocia i linguaggi e fa i confronti. Grazie e buon ascolto. Grazie. Buonasera. Vorrei farvi vedere una sequenza di immagini, una carrellata che a sostegno dell'ipotesi che volevo discutere questa sera, e ho chiamato appunto questi 2 relatori che vi sono stati presentati, con l'idea che a partire dall'architettura, a partire dallo spazio, si possa, da altri punti di vista, appunto da quello dell'arte, che ha riguardato alcuni di questi episodi tragici e poi di ricostruzione, e anche dal punto di vista della storia delle idee, della filosofia, che è quello di cui si occupa invece di più Andrea Tagliapietra, capire un po' come si vive anche dopo la ricostruzione. Il taglio è anche legato alla politica, perché penso che nel nostro paese architettura e politica abbiano un rapporto molto controverso, molto complicato, spesso fatto di malintesi, ma le 5, o comunque in genere, i casi di ricostruzione, casi emotivi, in cui immediatamente bisogna trovare delle soluzioni, vedono in qualche modo un intreccio tra architettura e politica conformarsi in una maniera del tutto particolare e, come sapete già, ma come spero di potervi confermare, in tutti questi casi in maniera anche molto diversa, quasi schizofrenica, quasi che ogni volta si ricominci da zero e non ci sia un modello reale di ricostruzione. I casi sono questi, sono uno per decennio, ce ne sono altri, evidentemente ne ho presi alcuni che secondo me sono emblematici di alcune modalità di ricostruzione molto differenti e proverò ad analizzarli in rapporto appunto a come la politica ha interpretato l'architettura in questi casi. Il 68 in Italia inizia con un terremoto. Nel gennaio la Valle del Belice, che è uno dei posti forse più antichi d'Italia, nel senso che è una sorta di medioevo che è sopravvissuto nell'Italia degli anni 50 e 60 che si modernizzava, vede questa grande tragedia. Sono 14 comuni, sono una zona molto poco urbanizzata, assolutamente senza industria, con circa 70.000 abitanti che dalla sera alla mattina si trovano senza casa. È l'Italia tecnocratica degli anni 60, è la fine del centrosinistra. Quella della ricostruzione del Belice è uno degli ultimi atti del centrosinistra. E non a caso il centrosinistra, con questa ottica tecnocratica, adotta un modello estraneo per certi versi. Prende le New Town inglesi, un'esperienza ormai già acquisita e per certi versi abbandonata dalla politica inglese della ricostruzione post Seconda Guerra Mondiale, e le applica, le aggiunge, le fa, come dire, le accompagna alla ricostruzione dei centri. Questa immagine, la parte colorata ovviamente come vedete è la matrice di questo nuovo che si affianca al vecchio. In tutti i 14 paesi c'è questa novità, questa specie di crescita, questa ipertrofia con un modello del tutto diverso. La costruzione è molto lenta, ancora dopo 10 anni dal terremoto circa 50.000 persone sono nelle barche di legno e sono spettatori di un cantiere infinito. La cosa interessante è che questo modello che nasce in Inghilterra, che è un modello che si ispira a un'idea antiurbana, a un'idea che si contrasta con la città, che confligge con la città, in realtà qua non ha nulla da contestare, è un modello polemico per certi versi, che qua non ha nulla da contestare. Siamo in un'Italia
come dire, che il progresso ha lasciato indietro. Siamo in una sorta di medioevo, sembra il paesaggio dell'armata Brancaleone attraversato da Gassman, in cui sparuti villaggi sono sopravvissuti. Il caso più emblematico è quello di Gibellina, perché è il centro che forse ha una opinione pubblica più vivace e che decide di non ricostruire il centro dove era all'inizio, sulla destra, vedete, ma lo sposta di circa 20 km. Il modello però è lo stesso. Il centro vecchio viene recuperato da un artista a partire dall'84 e ho scoperto solo recentemente che il progetto è stato finito da pochi mesi, quindi incredibile. No? 31 anni di un progetto artistico fra i più interessanti di Alberto Burri. Lascerò poi tutta questa racconto invece a Bartolomeo Pietromarchi, che è molto più attento di me su queste cose, mentre invece la parte urbanistica, la nuova città, viene disegnata in questo modo, come dire, morbido, no? Un nuovo paesaggio di case individuali, case unifamiliari, con una diversa densità, una sorta di interpretazione caricaturale di un villaggio agricolo, ma molto lontano dall'origine. Quando questa immagine che sembra Orange County in California, in realtà è Gibellina. Queste case una ad una, tutte divise, tutte col giardino, quando vengono consegnate ai contadini che per anni hanno vissuto in baracche, uno di questi chiede in modo molto ingenuo: ma il mulo dove lo metto? Ecco, questi sono quei momenti in cui l'architetto va un po' in imbarazzo, però devo dire che questa volta forse nessuno dei due ha ragione, non ha ragione il governo che propone un modello del tutto decontestualizzato, ma forse non aveva ragione neanche quel contadino, perché forse il mulo non era più, come dire, la prospettiva del lavoro della terra che avevano di fronte. C'è da dire che a parziale discolpa del progetto governativo gestito dal Ministro dei Lavori Pubblici, che a quel tempo era Mancini, un uomo del Sud, e il Presidente del Consiglio era Moro, c'è da dire che a parziale discolpa il primo tentativo, assolutamente naufragato nelle discussioni pubbliche, era quello di costruire un'unica sola grande città. Non più 14 villaggi, ma una grande conurbazione di 70.000 abitanti. Come potete immaginare, appena fatta questa proposta, la reazione fu fortissima e negativa. E quindi, diciamo, si sogna un modello ormai abbandonato in Inghilterra, la Garden City, la New Town, un modello che in Inghilterra hanno già superato, ma che noi in qualche modo adottiamo acriticamente e viene messo in pratica. Il primo piano di Gibellina è questo e comincia a produrre delle architetture particolari, perché, diciamo, all'interno di questa collezione un po' anonima di edifici singoli nasce l'esigenza di chiamare degli artisti, anche questo tema che lascerò poi a Pietro Marchi. Pietro Consagra costruisce un edificio pubblico e in qualche modo anche gli architetti più noti, come Ludovico Quaroni, capiscono che è un'occasione un po' eccezionale. Questa chiesa di Ludovico Quaroni è forse l'emblema di questo centro, di questa anche pretenziosità dell'architettura, è anche un'immagine di religiosità incombente, una sorta di mamma, ma anche un po' matrigna, che sembra lì essere incombente, poterci cadere addosso da un momento all'altro. Le cose vanno a rilento, vanno abbastanza male, si capisce che il progetto può avere delle correzioni e quindi c'è un altro intervento. Alla metà degli anni '80 Pierluigi Nicolin fa un'operazione architettonica, chiama i suoi studenti a lavorare a Gibellina e contemporaneamente chiama alcuni grandi architetti dell'epoca, Alvaro Sizza, Francesco Venezia, Franco Purini, e tutto sommato provano a ripensare, provano a correggere, a rimediare, cosa che spesso gli architetti sono chiamati a fare. E provano a fare un'operazione di aggiunta, di costruire quasi quello che non c'era, il centro storico di una periferia che ormai è quasi completata. E però l'architettura anche in questo caso non riesce a essere altro che un po' pretenziosa, a essere un po' più decorativa, un po' più allusiva, ma non risolvere i problemi gravi di questa comunità che in realtà non era stata pensata se non in termini architettonici, non era stata pensata in termini economici, non era stata pensata di che tipo di agricoltura si sarebbe parlato nei prossimi anni, si era dato solo una casa in qualche modo. Le piazze che costruisce Franco Purini sono, come dire, bellissime, dechirichiane ma anche desolatamente vuote, sono luoghi fotogenici ma quasi inabitabili. E così il teatro di Francesco Venezia, che è appena finito, è fotografato, è pubblicato dalle riviste di tutto il mondo e oggi, come dire, è abbandonato, è quasi una forma di rinaturalizzazione che avanza. Insomma, l'Italia tecnocratica, ripeto, l'ultimo atto, forse uno degli ultimi atti del centro-sinistra, in quegli anni l'ultimissimo poi è il progetto 80, questa idea di guardare al futuro con un nuovo scenario economico, ma insomma l'Italia del centro-sinistra fa quest'ultimo atto che segna in qualche modo il 68 italiano. Tutto quello che succederà in quell'anno in qualche modo ha sullo scenario questo disastro, questo medioevo che ci colla addosso.
La storia del Friuli la conoscete bene, insomma, è una storia differente, una storia di autonomia, di consociativismo. Del resto è un altro lo scenario politico, siamo nel compromesso storico, esattamente l'anno in cui Moro e Berlinguer costituiscono un governo assieme, un monocolore DC protetto, in qualche modo supportato dal PC. Si sta discutendo di un nuovo scenario politico. La DC nei 40 anni in cui aveva governato aveva ogni anno, come dire, abbandonato un pezzo di potere per poter mantenere il resto. Allora, in questo scenario di consociativismo, di pacificazione sociale, l'architettura diventa, come dire, un'architettura di esemplari di chiese, di monumenti, di palazzi municipali, una serie di collezioni anche di qualità, di elementi civici, un'architettura civica. E sono realizzate senza sprechi, insomma il modello friulano in qualche modo è un modello di rigore, no? Di parsimonia, di attenzione. Sono opere pubbliche di interesse molto importanti, ma anche, come dire, insieme a queste l'idea del dovere a com'era, l'idea anche qui forse in qualche modo improntata a quella pace sociale che stava in politica prendendo piede, di ricostruire esattamente il passato com'era, di rimarginare del tutto la ferita. Questa che è la strada, l'importante strada di Gemona ricostruita com'era dov'era, a me ha sempre richiamato un'altra importante strada che in quegli anni, diciamo, in un interno, all'interno della Biennale di Venezia dei portoghesi, negli anni 80, nel 1980, richiamava l'idea della strada come il centro, come il cuore della città. E se ci pensate c'è questa forte ambiguità, no? Questo essere dov'era com'era, questo ritornare al passato che si fa pietra a Gemona e si fa invece scenario, si fa scenografia nella Biennale. E anche con questa straordinaria ambiguità del linguaggio architettonico che si presta con pochi slittamenti, con poche differenziazioni a operazioni politiche di natura molto molto differente. I municipi, le industrie, insomma in quello scenario del dovere a com'era rimangono questi monumenti importanti, rimane questa, diciamo, questa rivendicazione autonomistica che tutto sommato è anche un'anticipazione di quello che succederà di lì a poco. In fondo pochi anni dopo le regioni, il localismo comincerà a darsi una rappresentanza politica e tutto sommato questo forse comincia a prendere piede anche con questa vicenda. Un'ultima immagine che riguarda Gemona, perché il com'era dov'era e il sostanziale stallo demografico non hanno impedito, seppure non in maniera drammatica come è successo in altri casi, la costruzione di una nuova città, la città diffusa, la città individuale, la città delle casette, che in sostanza è la materia con cui è stata costruita l'Italia negli ultimi 30 anni. Anche qui è successo a fronte di una sostanziale stasi demografica e se c'è una contraddizione nel modello friulano forse è quella di ritrovarci con un numero di stanze per abitanti molto alto, molto lontano dagli standard italiani. Questo è Portis invece è un po' un'eccezione perché è l'unico, se non ricordo male, dei centri non costruiti in situ ma spostati un po' alla gibellina, diciamo. L'Irpinia è un caso di doppio terremoto perché uno virtuale e uno reale. Da un lato, come dire, il grande dramma di un territorio molto ampio, qui stiamo intaccando quasi un'intera regione, un'intera provincia, e anche qui un modello che ricostruisce nuovi centri immediatamente con grande dispendio di soldi, in questo molto diverso dal modello friulano, nuovi centri e contemporaneamente l'abbandono o un sommario recupero dei centri storici. C'è sostanzialmente un abbandono dei centri storici che vengono lasciati un po' a se stessi in quasi tutti i casi e modelli di endogeni, modelli che in qualche modo assomigliano a quelli gibellinesi, a quelli del Belice, modelli di una nuova vita che forse è arrivata, come dire, nel nostro immaginario più da forme televisive, da forme da racconti, dal film, insomma da un immaginario cinematografico e molto poco da un immaginario realmente vissuto. Ma a fianco a questo paesaggio di nuovi satelliti che vanno a occupare questo tessuto, di nuovi paesaggi dell'abitare, c'è invece un terremoto virtuale. Napoli non viene intaccata dal terremoto, ma la politica napoletana, a quel tempo retta da un sindaco del PC, Valenzi, che è una figura secondaria nella storia del PC, ma non tanto, è lui che va a accogliere Togliatti a Salerno nel 1943, insomma una figura fondamentale della storia d'Italia, ha un piano nel cassetto, un piano che ha disegnato negli anni 70, non ha i soldi per realizzarlo e come succede spesso, i soldi del terremoto possono andare un po' ovunque, sono soldi liquidi, no? I 300 comuni investiti dal terremoto dell'Irpinia diventano nella legge speciale 600 improvvisamente. E quindi
si realizza una grande periferia napoletana con un modello del tutto diverso da quello irpino. È una storia molto schizofrenica questa, un modello quasi che riproduce alcune scenografie, alcuni ambienti pasoliniani che in qualche modo l'immaginario aveva già superato, e invece costruiamo all'interno di brani di città molto diversificati una iconografia della periferia nuova, per certi versi. Brani di strade, anche qui torna il tema della strada, torna il tema di un'architettura molto discreta, molto anonima, che non vuole incidere più di tanto, che rimane un po' uno scenario. Strade che però in qualche modo vengono realizzate sommariamente, insomma una costruzione anche con poche risorse, per cui alla fine abbiamo un paesaggio che, come dire, del tutto diverso da quella città giardino irpina, costituisce e densifica la periferia napoletana. C'è poi, se vogliamo, un terremoto dell'Ulivo, c'è Prodi al governo, Di Pietro, il ministro dei lavori pubblici, poi Paolo Costa. È un terremoto meno drammatico per certi versi degli altri in termini di numeri di vittime, ma è un terremoto che nasce, come dire, si annuncia con una diretta TV. Mentre dei tecnici e i frati della Basilica di San Francesco stanno visitando ad Assisi, stanno verificando i danni, crolla una volta. Degli 11 morti di questo terremoto, 4 avvengono in diretta TV. È un terremoto dell'Ulivo, dicevo, perché è un terremoto che in qualche modo mette in gioco un'idea nostalgica, un'idea che ritorna un po' a quella friulana, ricostruiamo tutto come era dov'era, anzi per certi versi, come dire, abbandoniamo la pietra e ricostruiamo con l'intonaco. Compaiono colori, un'estetica, un immaginario ancora più rassicurante per certi versi, che in qualche modo nel ricostruire dà conto di un immaginario del tutto diverso. In realtà è un com'era dov'era che, cambiando pochi dettagli, l'intonaco al posto della pietra, in realtà tradisce fortemente il com'era, e non il dov'era, ma il com'era. È un paesaggio in cui a borghi di 3, 5, 7 case corrisponde un paesaggio temporaneo di 3, 5, 7 container e poi di nuovo, come dire, la ricostruzione. E infine la storia più nota, la storia che abbiamo un po' vissuto tutti, una storia fortemente spettacolarizzata, che ha colpito l'Aquila, una storia sostanzialmente di una città questa, diversa dagli altri che sono storie di territori, di villaggi, di reti. Una storia che è stata risolta in modo molto spettacolare, come sapete. Questi sono i 19 centri del progetto Case, cioè 19 luoghi dove la ricostruzione è stata avviata in tempi molto brevi, con modalità del tutto nuove, con tecnologie del tutto nuove, ma costituendo un arcipelago di isole, di piattaforme. Come sapete sono case costruite su piattaforme, su molle, che dovrebbero neutralizzare l'effetto del terremoto, di un possibile nuovo terremoto, e penso anche che questo distacco da terra sia in qualche modo simbolico, no? Non riusciamo più a attaccarci al terreno, siamo distaccati, siamo per certi versi atopici, no? È fortemente simbolico che il terreno non sia più il luogo di contatto con la casa, ma ci sia qualcosa in mezzo, la tecnologia. Insomma, l'immaginario che si muove attorno a questo è un immaginario del tutto nuovo. Per certi versi, per qualche mese, il sito della Protezione Civile sembra un sito di una società immobiliare, no? Abbiamo le foto degli interni, dei salotti, le televisioni, insomma una storia che sappiamo e che forse è stata realizzata anche con grande fretta, perché alcuni segnali di piccole crolle, di piccole rotture non si dovrebbero avere in tempi così brevi. Ma d'altra parte anche qui c'è un doppio terremoto, perché contemporaneamente, se di là si costruiva intensamente, di qua in qualche modo si è anche costruita un'idea nuova di centro storico. Uso le foto di un fotografo molto bravo che ha fatto un lavoro sul centro storico di L'Aquila e che ha pubblicato con Actar, si chiama L'Aquila, la città sospesa. Lui è Michele Nastasi. Ha fotografato il centro storico vuoto, come è normale che sia, ma imbragato da questa nuova architettura di reti, di legni, di gabbie, di molle, insomma qualcosa che in modo quasi ortopedico tiene insieme dei corpi che non dovrebbero più stare assieme. È la messa in sicurezza, e il paradosso è che il massimo della sicurezza si ottiene col minimo dell'abitabilità. Ed è un'architettura tutto sommato contemporanea, che si affianca, che si ingloba, si intreccia all'architettura del passato. È un'architettura di materiali leggeri, legno, acciaio, alluminio, che configura una spazialità, devo dire, anche inedita, di grande interesse, e che però
come dire, ha sospeso in effetti il destino di questo centro storico. La prospettiva di L'Aquila forse è di 2 luoghi inabitabili, forse lo saranno a breve quelle piattaforme e se rimane così, se non c'è un progetto serio sul centro storico, questa situazione potrebbe essere anche duratura. Questa foto arriva quasi a trasfigurare l'immagine del centro storico. Il massimo della sicurezza si ottiene anche come dire, annullandone l'immagine in fondo. Concludo con qualche considerazione poi che direziono verso i miei compagni di questa discussione. Ho l'impressione che, seppure da questa breve rassegna, da queste brevi osservazioni, possiamo dire che forse se c'è un potenziale rigeneratore nel disastro, nella tragedia, in questi casi non l'abbiamo quasi mai colto. Se c'è una potenziale messa in discussione di un terremoto, di una tragedia naturale, se c'è un potenziale discussione con la natura, sulla nostra identità rispetto alla natura, non è stato tanto colto. Le grandi tragedie nel passato sembravano essere più capaci di farci delle domande serie, profonde. Il terremoto di Lisbona è stato un grande cruccio, una grande domanda nel pensiero illuminista. L'incendio di San Francisco ha costituito le basi per la costruzione di una nuova città americana, per la nascita del grattacielo, ad esempio. E l'incendio di Londra ha costituito la Londra del Settecento, una città moderna, una città che ha preso in mano il mondo per 200 anni. In qualche modo architettura e politica di fronte alla tragedia si pongono in termini rassicuranti, si pongono in termini per certi versi populisti, non hanno avuto il coraggio, ed è emblematico il rifiuto della conurbazione a Gibellina, non hanno mai avuto il coraggio di fare qualcosa che è difficile, ma che forse va fatta, cioè di sperimentare. E forse la necessità è proprio quella di parlarne lontano dalle tragedie, lontano dall'emotività, cioè parlarne sempre, perché sappiamo che purtroppo il nostro territorio è destinato a incrociare queste vicende drammatiche e il tema è essere pronti, è essere capaci di sviluppare delle teorie, delle conoscenze, dei saperi che ci mettano in grado di essere pronti nel momento in cui succede. Grazie. Dove siamo? Ecco, sì, molte suggestioni, molti spunti, senz'altro partirei appunto da questa riflessione intorno all'occasione l'occasione mancata di riflettere, di rimettere in discussione e ripensare un modello di città, un modello anche di società che parte ovviamente da una catastrofe, da un evento drammatico. Io la prenderò un po' da un altro punto di vista, ovviamente non quello prettamente architettonico, urbanistico affrontato finora, ma da quello dell'arte, che è un punto di vista chiaramente molto più meno legato alle questioni pratiche, meno legato alle questioni contingenziali. Però parte anch'esso da 2 occasioni molto specifiche, perché 2 dei grandi progetti che sono stati realizzati proprio in occasione di questi eventi sono quello del terremoto dell'Irpinia e senz'altro quello di Gibellina, con la ricostruzione di Gibellina Nuova e il grande cretto di Burri a Gibellina Vecchia. Ma per arrivare a questo farei un passo indietro e rifletterei su una cosa, appunto, l'occasione mancata di riflettere da zero rispetto all'invenzione di una nuova città, di un nuovo modello di società. Forse in Italia la difficoltà sta proprio nel fatto della stratificazione storica delle nostre società e da una distinzione fondamentale che noi facciamo fra rovina e fra maceria. La rovina è qualcosa che ha contraddistinto l'Italia da sempre, no? Gli artisti sono sempre venuti in Italia perché avevano l'interesse nel vedere le rovine, un senso del tempo come un tempo assoluto, quindi non venivano per un interesse archeologico, venivano per vedere le rovine, per fare esperienza del senso del tempo assoluto. E questo è entrato nella nostra cultura da sempre, è diventato stratificato nella nostra cultura, mentre con l'arrivo della società contemporanea quest'idea di rovina
comincia a entrare in crisi e viene sostituita da questa idea della maceria. La maceria però è una maceria con cui noi non sappiamo fare i conti. Da una parte è una maceria che diventa un oggetto osceno, un oggetto da nascondere nel più breve tempo possibile, oppure da ricostruire facendo finta che non è successo niente. Quindi in qualche modo ricostruendo esattamente come è successo appunto negli esempi che stavi facendo tu, come se l'evento catastrofico non fosse assolutamente mai accaduto. Oppure la maceria diventa una cosa da un ricordo da tenere come si chiama? Cimelio, no? Il muro di Berlino, la caduta del muro di Berlino, cosa diventa? Il muro di Berlino diventa immediatamente un oggetto da spettacolarizzato che diventa un souvenir. Mentre dall'altro lato, l'estremizzazione dall'altro lato appunto sono i terremoti, le catastrofi di questo genere che nel più veloce tempo possibile viene ricostruito e aspetta, questo è? Yes. Viene ricostruito per cancellarlo. Partirei dunque da il progetto di Terremotus, un gallerista intellettuale di Napoli del nome di Lucio Amelio. Subito dopo, nel 1980, subito dopo il terremoto dell'Irpinia, chiama a raccolta alcuni dei più grandi artisti contemporanei mondiali per chiedergli di fare delle opere a sostegno di una collezione che prenderà il titolo proprio di Terremotus e con il tema proprio del terremoto, per creare questa collezione che poi verrà donata alla Reggia di Caserta e dove tuttora è esposta. Tra gli artisti che rispondono alla chiamata ci sono due degli artisti più importanti del Novecento, Andy Warhol e Joseph Beuys. Sono due artisti radicalmente diversi, sono due artisti che affrontano e pensano l'arte da un punto di vista completamente diverso, ma in qualche modo reagiscono a questo tema in modo molto specifico. Andy Warhol realizza quest'opera che si intitola Fate presto. Prende la prima pagina del mattino di uno o due giorni successivi al terremoto e, come lui spesso fa, la riproduce con gradazioni di grigio differenti e in una dimensione molto grande, che è questa qua. L'idea di quest'opera fa parte appunto proprio della sua riflessione sul tema della catastrofe, sul tema della morte. Lui negli anni 60 inizia proprio a fare tutta una serie di opere che hanno come tema proprio la morte e la catastrofe, prendendo esattamente dai giornali, dalle cronache dei giornali, dalle prime pagine dei giornali, come incidenti automobilistici o addirittura la sedia elettrica, e riproducendoli in serigrafati esattamente come sono e cambiandoli di gradazione, un po' come voi conoscete fa con i volti dei divi, eccetera. Dall'altro lato appunto abbiamo il tema della gloria, della fama, e quindi che è la fama che rende immortali. Quindi c'è questo gioco fra morte e vita che ha sempre caratterizzato il suo lavoro ed è esattamente il tema che troviamo qui. Non a caso prende un titolo che contrasta molto fortemente con l'immagine che rappresenta, perché l'immagine rappresenta la catastrofe, qualcosa che che è avvenuto e quindi un troppo tardi, mentre il fate presto contrasta con questa idea del tempo ormai realizzato. Quindi in qualche modo la catastrofe diventa un tempo sospeso, un tempo che non è più né passato né futuro, è un tempo sospeso come lo sono esattamente le macerie e le macerie che rappresenta. Dall'altro lato
abbiamo Joseph Beuys. Joseph Beuys, anche lui viene in Italia e realizza quest'opera performance che si intitola Terremoto in Palazzo, sempre dell'81. Joseph Beuys invece fa un altro tipo di esperienza, va proprio sui luoghi del terremoto, sui luoghi dove è accaduto il terremoto e raccoglie una serie di oggetti e di arredi dalle macerie. Questi oggetti e questi arredi andranno a comporre questa installazione che fa parte anche di una serie di performance che l'artista realizza proprio nella galleria di Lucio Amelio, e che anche qui chiaramente il riferimento è assolutamente a questa idea della maceria, dell'equilibrio molto fragile in cui si trovano questi oggetti e con la facilità della distruzione. Joseph Beuys proprio in quell'occasione va a visitare anche i resti di Gibellina. C'è un bellissimo libro che si chiama Natale a Gibellina, realizzato da Mimmo Iodice, che è una serie di foto di Joseph Beuys che visita le rovine di Gibellina Vecchia, e che chiaramente anche lì pensa ad un'opera che non sarà mai realizzata, ma che in qualche modo diventa simbolica della possibilità, della voglia di ricostruzione e di ripartire del centro urbano. Perché pensa a una grandissima piantumazione di grandi alberi proprio all'interno del sito delle rovine, senza spostare le rovine, di modo che diventi una sorta di bosco della memoria. Questo non verrà mai realizzato perché esattamente nel 1981, nello stesso periodo, un altro grandissimo artista andrà proprio sulle rovine di Gibellina a visitare Gibellina, Alberto Burri, ed è invece quello che realizzerà proprio l'opera. Ma adesso che siamo arrivati a Gibellina, possiamo introdurre invece il caso proprio di Gibellina Nuova. Gibellina Nuova, come diceva Giovanni, nasce proprio da una volontà di ricreare da zero una new town, una città disegnata sulla carta e da zero, a 20 chilometri dal sito originario, da un sindaco visionario che si chiamava Ludovico Corrao, e che per l'appunto, per realizzare questo suo sogno, diciamo così, questa sua utopia concreta, come veniva realizzata con una terminologia olivettiana per l'appunto, chiama una serie di artisti e una serie di architetti a immaginare questa città. La particolarità degli artisti, al di là degli architetti, è il fatto che Ludovico Corrao li chiama all'inizio soprattutto per realizzare delle scenografie di quelle che saranno una serie di rappresentazioni teatrali che avranno poi il nome di Orestiadi, e alla quale gli artisti si prestano per realizzare le scenografie. Ed è proprio qui forse la chiave di lettura, come dicevi tu, della Nuova Gibellina. Nuova Gibellina diventa una sorta di teatro, una sorta di grande scenografia, ma che superata e finito il momento della rappresentazione rimane completamente vuota e diventa una rovina del contemporaneo. In questo senso invece proprio nel senso di rovina di cui parlavamo prima, e non più di maceria, perché diventa un luogo spettrale, un luogo non più vissuto, dove ci sono tutta una serie di luoghi, di spazi pubblici che non servono più per la rappresentazione, quindi svuotati della loro funzione, e anche, dopo aver perso anche Ludovico Corrao, che era un po', diciamo, anche l'anima di tutto questo progetto,
rimangono un po' come dechirichianamente sospesi nel tempo, in un tempo che sembra non passare. Abbiamo qui quindi la Porta del Belice fatta da Pietro Consagra. Tutti i maggiori progetti urbani degli artisti vengono realizzati poi negli anni '80, da partire dall'inizio degli anni '80. La grande stella che nell'idea di Ludovico Corrao doveva essere il grande simbolo di marketing urbano, si direbbe oggi, per segnalare l'ingresso alla nuova città. C'è anche un po', diciamo, di megalomania rispetto a un contesto dove non esiste un reale tessuto produttivo, dove non ci sono industrie, dove è un territorio estremamente povero, dove non c'è neanche il turismo, perché è in un luogo dove non ci sono strutture assolutamente, quindi una vera e propria cattedrale nel deserto, quello che si potrebbe definire. Questo è ancora Pietro Consagra, esattamente queste sono le sculture che lui realizza per la scenografia, per una delle scenografie teatrali, e poi intitola Città di Tebe, e che adesso sono rimaste appunto nello spazio pubblico della città. Ancora i totem di Mendini, l'omaggio a Campanella, la scultura circolare di Mimmo Rotella, anche qui i totem realizzati assolutamente in occasione delle Orestiadi probabilmente dell'84. Fausto Melotti realizza anche qui, alcune delle quali sono anche molto belle, però chiaramente adesso iniziano anche a soffrire ad un grosso problema di conservazione. Non essendoci un'economia che può sostenere una dimensione di questo genere, una quantità di questo genere, una conservazione di queste opere, chiaramente il tutto sta anche cadendo un po' in rovina. Fausto Melotti, sequenze, di nuovo, anche la chiesa di Ludovico Quaroni che abbiamo visto prima, anche lì c'è una grande componente teatrale, tra l'altro un vero e proprio anfiteatro subito fuori. Questo è Giuseppe Oncini con il Sacrario ai Caduti dell'86, e poi alcune opere più recenti come Mimmo Paladino, La Montagna di Sale, e quindi tutte Bruno Ceccobelli con la rivoluzione vera, la vera rivoluzione, sono parole di Joseph Beuys, e poi appunto da contraltare, a fare da contraltare alla nuova progetto della Gibellina Nuova, c'è la grande opera di Alberto Burdi, Il Grande Cretto di Gibellina. Che cosa fa Burri? Burri invece torna a lavorare proprio sull'idea della maceria, perché ricrea esattamente tutto il tessuto viario della vecchia città, tenendo in vita questi solchi che sono proprio le strade vere e proprie della vecchia città, e realizza una serie di muri che sono alti circa 1,80 m, una cosa del genere, dove all'interno dei quali nasconde tutte le macerie. Quindi in qualche modo c'è questa opera di occultamento della maceria, come dicevamo prima, di occultamento che però in questo caso non è un semplice occultamento di una materia oscena, cioè di qualcosa che si vuole cancellare, ma in realtà attraverso l'occultamento si potenzia ancora di più questo aspetto evocativo della memoria. Quindi le macerie si sentono fortemente all'interno di quest'opera, anzi è la materia stessa di cui è fatta l'opera, e proprio per questo diventa uno dei più grandi monumenti di land art, e monumenti nel vero senso della parola, cioè un'opera d'arte che lavora proprio sull'idea della memoria, per evocare la memoria, e che oggi finalmente, come diceva Giovanni prima, dopo 31 anni ha raggiunto il compimento. Grazie.
tu hai... Io non ho niente da mostrare. Bene, si sente? Sì. Quindi diciamo che da questa ricognizione emerge una prima evidenza, cioè che le catastrofi, e i terremoti in particolare, sono una catastrofe che ha un significato, potremmo dire, più radicale, perché il terremoto, per quanto la scienza contemporanea ne abbia diciamo, individuato le cause, è una catastrofe che non ha sensata prevedibilità, non è come un'alluvione o qualche altra forma di catastrofe a cui si può ricorrere innescando quel processo razionale che è la ricerca del colpevole, che è il processo con cui noi diamo senso a qualcosa che altrimenti non avrebbe senso. Il lutto, la distruzione, appunto, il disastro. E invece appunto il terremoto è qualcosa che è difficile da tradurre in termini di colpevole, a meno che il colpevole non sia l'uomo stesso, che non ha fatto qualcosa per prevenire, per esempio, no? Oppure che appunto eredita qualcosa dal territorio, perché il contenuto simbolico di un terremoto è quello che mette a repentaglio il radicamento più originario, quello nella terra che si calpesta, o addirittura la terra dei propri padri, la patria, no? Ecco. Improvvisamente questo nesso si interrompe e quindi è necessario ricostituire un nesso di significato, raccontare una storia. Quindi i terremoti originariamente sono sempre stati dei momenti in cui l'uomo è ricorso a spiegazioni di tipo mitico, punizioni divine, peccati, questo appunto fino alla soglia dell'età moderna. Nel 1755 un gigantesco terremoto colpisce la terza o quarta città europea, che in quell'epoca è anche una delle maggiori città del mondo in senso assoluto, Lisbona. E appunto nel 1755 c'è questa prima catastrofe moderna. Perché la prima catastrofe moderna? Perché non si interrompe la spiegazione secondo appunto la ricerca di un colpevole che dovrebbe essere appunto i peccati dell'uomo, la punizione divina, e si cerca di dare una spiegazione che è riferita all'uomo stesso. Potremmo dire dalla teodicea, quindi dalla giustizia divina, si passa all'antropodicea, cioè è l'uomo che in qualche modo, se noi leggiamo quello che scrive Rousseau, per esempio, uno dei grandi illuministi, sulla catastrofe di Lisbona, Rousseau scrive qualcosa che potrebbe essere condivisibile persino oggi, perché Rousseau dice, ma non è mica colpa della natura o di un Dio il fatto che gli uomini si ostinino a costruire le case una a ridosso dell'altra, facendole di 7-8 piani, e a Lisbona appunto c'era un centro medievale piuttosto denso, e quindi a costruire in quei luoghi vicino magari al mare dove un'onda di maremoto può travolgere, oppure appunto ostinarsi a difendere i propri beni non abbandonando le case alla prima scossa e quindi morendo in gran coppia come successe a Lisbona. Quindi sono gli uomini che in realtà fanno la catastrofe, non è la natura, non è neanche Dio. Questa è la spiegazione illuministica. E parallelamente a Lisbona succede qualcosa, cioè alla catastrofe si reagisce attraverso una svolta. Lisbona nel giro di 4 anni, attraverso appunto un intervento in un paese cattolico piuttosto singolare, espelle i gesuiti, abolisce la schiavitù, uno dei primi stati europei a farlo, e appunto col marchese di Pombal, che è incaricato, diciamo, di gestire l'opera di ricostruzione, demolisce una parte abbondante, diciamo, della vecchia Lisbona, quello che era rimasto, le macerie, ma già rovine, perché appunto il gusto dell'epoca le trasforma in stampe che hanno anche un fascino piuttosto singolare,
e apre delle piazze su dove? Sul mare, sull'acqua, quindi l'apertura di piazze che tra l'altro si chiameranno, per esempio la piazza principale sarà la piazza del commercio, no? Al commercio, quindi nella dimensione appunto dell'illuminismo. Questa prima catastrofe moderna dice che quindi si può reagire alla catastrofe, al disastro, in una maniera progressiva. Ma questo avviene in una città e questo avviene in una congiuntura storica particolare, cioè il passaggio potremmo dire, dall'ancien régime alla borghesia futura, che infatti investe nella ricostruzione, come diremo oggi, e si proietta. Un esempio italico di quest'epoca, di qualche decennio più tardi, è il terremoto della Calabria e di Messina del 1783, in cui appunto addirittura il sovrano di Borbone provvederà, grazie al terremoto, a compiere il primo grande esproprio dei beni della Chiesa a favore appunto dei terremotati. Quindi nel 1783 si utilizza il terremoto per riequilibrare la società meridionale, nella fattispecie per spostare dei beni ecclesiastici a beneficio delle popolazioni colpite. Ci furono 30.000 morti allora stimati. Però questo è quello che noi vediamo da un osservatorio. Alcuni, per esempio Placcanica, che ha scritto un bel saggio sul filosofo e la catastrofe, parla del filosofo come dell'osservatore quasi entomologico, cioè come colui che osserva gli insetti, no? Riguardo alla catastrofe. Il filosofo razionalizza, il filosofo si astrae nei resoconti italici del terremoto dell'83, del 1783, addirittura noi notiamo appunto questo sguardo non indulgere quasi mai sugli aspetti umani della catastrofe. Cioè si parla della catastrofe nei termini materiali, si parla della catastrofe in termini parascientifici. Voi sapete che poi la spiegazione, diciamo, scientifica dei terremoti è molto recente. Di fatto per tutta l'epoca moderna si formulano ipotesi fantasiose, l'elettricità, l'elettromagnetismo, oppure flussi sotterranei di fuoco e fiamme e cose del genere, insomma. Cosa succede? Succede che quindi, per esempio, i medici borbonici dell'epoca rilevano che le ferite, ma le ferite fisiche dei terremotati, non si rimarginano, perché nell'aria il terremoto che ha squassato e lacerato la terra mantiene quasi un flusso di impossibilità a cicatrizzarsi delle stesse, diciamo, carni umane. Quindi pensate, la metafora è poderosa, no? Come il terremoto produce una cicatrice, e abbiamo visto poi anche il cretto di Burri, è evidentemente anche quello la metafora, no? È una cicatrice della terra che viene mantenuta aperta, no? Come quasi un suolo disgregato, screpolato, e quindi non si rimargina. Per questo il terremoto pone di fronte a una strana cosa che riguarda anche i terremoti ovviamente successivi, che i morti individuali, cioè la morte che ciascuno soffre, i caduti del terremoto, diventano vittime, e nel diventare vittime perdono quasi la loro singolarità, la loro individualità. Questo accade in tutte le grandi forme di disastri che riguardano popolazioni umane. Pensate alle epidemie, pensate appunto più di recente, no? Atti terroristici. Gli atti terroristici livellano, no? E la reazione qual è? Quella recentemente la vediamo anche un po' sgangherata da parte dei media, eccetera, quello di presentare storie. Si presentano storie per cercare di far capire che i morti non sono solo vittime, ma sono state anche storie, e ciascuno aveva una sua storia. E qui appunto andiamo in un altro tema che mi pare che richieda di essere evocato, cioè quello che se noi colpiamo il radicamento tra l'uomo e il territorio, che è semiconscio, no?
qualcosa che sta tra l'inconscio e il conscio. Una delle ragioni, secondo me, per rispondere a una domanda che veniva posta, cioè quella del perché tendenzialmente, se non c'è uno sguardo indifferente, che è lo sguardo del filosofo, dell'architetto, dell'urbanista, dell'illuminista, che in qualche modo si stacca dal territorio per poi rivederlo in una prospettiva temporale più lunga, lo sguardo di colui che viene ferito dal terremoto o dalla catastrofe in generale è uno sguardo che non è consapevole fino in fondo di ciò che è in gioco. Cioè l'identità che il terremoto colpisce è un'identità in gran parte non riflettuta. Tanto che quando si genera poi il processo della ricostruzione, il rapporto con l'identità non è di tipo normale, ma è patologico. Ha a che fare con la nostalgia. Cioè scatta quello strano sentimento umano che è la nostalgia, che come voi sapete non è assolutamente collegato con la nostalgia per qualcosa che è effettivamente accaduto. La nostalgia non si esercita nei confronti di qualcosa che è accaduto, la mia infanzia, ma si esercita per il senso di possibilità che una determinata situazione ha esercitato. Per cui accade in Irpinia, come invece anche nel Belice, in altre situazioni, che le popolazioni dove era com'era, ma poi non è dove era com'era, perché in realtà quel dove era com'era è esercitato attraverso un flusso nostalgico. Quindi questa nostalgia significa non dove era com'era, ma recuperare un senso di possibilità che non c'è mai stata. In realtà non c'è mai stata. L'identità retrograda non è una vera identità, ma è un'identità costruita, ideologica, che si viene a creare in seguito e appartiene, al pari della rimozione totale, al movimento della rimozione. Non è fatta di esperienza questa nostalgia. È provato che uno dei temi ricorrenti nelle catastrofi, non solo appunto nei terremoti, ma pensate a quegli eventi catastrofici sicuramente prodotti dall'uomo che sono le guerre, pensate alla grande distruzione della Seconda Guerra Mondiale, che poi ha dato luogo a una grande ricostruzione. Ebbene, la ricostruzione per esempio della Germania è avvenuta attraverso una grande rimozione. Per anni i tedeschi hanno vissuto a fianco delle rovine senza neanche vederle praticamente e hanno ricostruito talvolta dove era com'era, una maniera orripilante in certi casi, proprio partendo dal fatto che si voleva rimuovere con il movimento di ricostruzione anche ovviamente l'evento devastante. Quindi si rimuove e se si produce identità, questa identità è una caratteristica nostalgica. Questo appunto va a spiegare una parte della domanda che ci siamo posti, perché appunto non si va verso il futuro ma si ripiega su se stessi. E direi che un altro elemento che rafforza questa idea è il fatto che poi se noi guardiamo alle catastrofi nostre che abbiamo elencato, ai terremoti, tranne il caso dell'Aquila che è l'ultimo, sono tutti terremoti che hanno riguardato realtà diciamo non urbane, paesi, già disgregati rispetto a quell'identità che a posteriori hanno creduto di avere. Cioè la nostalgia, il flusso nostalgico è stato esercitato inventandosi un agropastorale che già era in diciamo dissoluzione, non vedendo un processo di modernizzazione in corso e anche quindi di feroce modernizzazione, perché appunto abbiamo nel caso dei terremoti meridionali ovviamente delle regioni di grande sottosviluppo e in cui c'era già una diciamo, migrazione in corso e un abbandono delle attività cosiddette tradizionali agropastorali. Quindi poi appunto questa identità era un'identità che magari recuperava i nonni, non i padri, ecco, per intenderci. Quindi questo meccanismo
credo che poi incida su questo anche un altro discorso, cioè che se si ha un rapporto già, diciamo, nella norma di semiconscio nel rapporto di identità col territorio, questo rapporto in un paese come l'Italia è particolarmente storicamente diciamo deficitario. Sì. L'Italia non ha un senso di identità e di cura del territorio, dovrebbe formarselo con la catastrofe. Questi interventi di ricostruzione, al di là delle differenze, Friuli piuttosto che Marche e Umbria, piuttosto che Irpinia, hanno poi tenuto conto della cosa, diciamo, strutturalmente di partenza più vera, che è quella di poi ritornare al territorio con un'altra diciamo, con un'altra forma di rapporto, cioè una cura del territorio che, se non c'è stata prima della catastrofe, ci sarà dopo? Questa domanda ce la possiamo porre e io non darei una risposta affermativa. Nel senso che anche le case che abbiamo visto alla fine della bella sintesi che ci ha presentato all'inizio, quelle sulle molle per intenderci, è evidente che enfatizzano qualcosa che non è necessariamente connessa con una architettura antisismica, ma quasi la teatralizzano, la esibiscono, cioè sembra che sia che alla catastrofe numero 5 della nostra serie sia stato necessario aggiungere l'enfasi del fatto che si ricostruisce secondo norme antisismiche. Cioè questa enfasi serve non a responsabilizzare nei confronti del territorio, ma ancora una volta, secondo il mito della sicurezza che teniamo conto nella storia delle idee, il mito della sicurezza prende il posto del mito del progresso. È un dato oggettivo. Negli ultimi 50-60 anni la modernità e postmodernità, chiamatole come volete, si ripiega su se stessa e rilancia, invece che verso un futuro che comunque presuppone dei rischi, perché il progresso presuppone dei rischi, un mito della sicurezza come minimizzazione dei rischi, rischio zero, rischio tendente zero, chiaramente un mito. Questo mito della sicurezza è quello che si respira ogni volta che c'è una catastrofe, perché appunto si pensa di esorcizzare la catastrofe rappresentando un futuro in cui la sicurezza garantirà che non ci saranno più catastrofi, no? Che è altrettanto folle come pensiero, proprio dal punto di vista psicanalitico quasi, che il pensiero dell'apocalisse e della distruzione, diciamo, come punizione. Quindi se si mitizza la sicurezza, è evidentemente necessario esibirla, ed è quello che è avvenuto. Nella scarsa identità sia culturale che, potremmo dire, di suolo, di territorio che gli italiani hanno come tradizione, purtroppo, si inserisce quindi anche quest'altra cosa che bene ha fatto la VAR a sottolineare, cioè questo progressivo, i 5 terremoti vanno in ordine crescente rispetto al loro rapporto con la messa in scena del terremoto e quindi con la questione dei media, la mediatizzazione. Addirittura alla fine arriviamo al terremoto in diretta. Ora è chiaro che si è cambiato completamente ulteriormente il tempo, no? Siccome qui si è molto parlato di tempo, che differenza c'è tra una rovina e una maceria? Io risponderei con Auger, le macerie sono rovine che non hanno fatto in tempo a diventare rovine e quindi non hanno avuto il tempo di integrarsi in qualche modo né con la vita né con la natura, no? Come diceva Simmel peraltro, no? Questa bellezza delle rovine deriva anche dal fatto che si cancella da un lato l'artificialità dell'architettura e dall'altro la capacità della natura di essere un autore, no? Insomma, e quindi c'è una miscela sublime tra questi due elementi. Ma questo non avviene perché non c'è tempo. Pensate allora, se noi qui stiamo parlando di un'operazione del tempo che richiede la riflessione per decidere una ricostruzione pensata e non solo subita. La questione del recupero di un'identità e di un rapporto di responsabilità col territorio che non c'è e che bisogna ricostruire in questo paese. E dall'altra parte, appunto, ci mettiamo come sale, diciamo, ingrediente, il fatto che invece
con la mediatizzazione delle catastrofi acceleriamo il fate presto di Warhol in maniera esponenziale, le catastrofi devono essere recitate in diretta, quindi avviene l'evento catastrofico e parallelamente deve avvenire la sua redenzione attraverso gesti emblematici di ricostruzione secondo i paradigmi di volta in volta adottati, e qui si vede che questa escalation è accompagnata, no? Tra l'altro nell'identità, per esempio, del terremoto dell'Umbria, scusate, evidentemente c'è il monumento per antonomasia che viene ferito, e quindi lì un'identità che è un'identità esclusivamente monumentale, come non potrebbe essere la risposta com'era dov'era, no? Che poi, insomma, se pensiamo a catastrofi molto molto piccole, tipo incendio della Fenice, per intenderci, a Venezia, com'era dov'era, disastrosa decisione per altri versi, perché ha completamente taciuto il fatto che intanto i teatri lirici hanno dei costi, e un com'era dov'era al centro di Venezia piuttosto che invece un teatro tra Venezia e terraferma avrebbe avuto dei costi diversi, e senza dubbio ha avuto più riscontro il teatro quando era provvisorio all'Isola del Tronchetto e verteva su un territorio vasto, che piuttosto che riportarlo lì dove è diventato certo un feticcio per giapponesi. Quindi il problema si stratifica e si diciamo articola. Credo che quindi si possa rispondere anche su un altro piano. La catastrofe è un'occasione per certo ricominciare da capo, ma anche per ricostituire un patto, potremmo dire, con il territorio. Cioè la mia impressione è che, come Pombal a Lisbona apre e trasforma un luogo in un altro luogo, non trasforma un luogo in uno spazio, cioè non astrae a tal punto da dimenticare il luogo. Credo che il fallimento, in qualsiasi direzione si vada con una ricostruzione, il fallimento di una ricostruzione sia l'applicazione astratta del pensiero di ricostruzione, che vanifica i luoghi e li trasforma in spazi anonimi, non luoghi, no? Come diremmo. Infatti Gibellina sono luoghi, e colpisce il fatto appunto che anche per una affascinante, diciamo, sinapsi, l'omaggio a Campanella, perché appunto la città del sole, cioè l'utopia, cioè il non luogo o il buon luogo, ma nel caso specifico il non luogo, perché appunto si astrae completamente dalla dimensione storica del territorio. Le utopie non è un caso che siano nella tradizione letteraria europea delle isole o comunque delle terre senza storia, no? Le isole deserte, direbbe Deleuze, cioè sono luoghi che non si sanno, non si conoscono. Nessuna delle utopie, quella di More piuttosto che appunto quella di Bacone, ha alcun riferimento a un elemento storico. Anzi, una delle conquiste dell'utopia che le fa funzionare è quella di essere completamente un superamento della dimensione storica, no? Ecco, credo che in un paese come l'Italia questo sia diciamo pernicioso e improduttivo, però è anche catastrofico, se volete, perché il movimento della catastrofe cancella la storia. E se si vuole combattere la catastrofe bisogna invece potenziare la storia, ma non nel senso di immobilizzarla, ma di cogliere la storia per quello che è, un processo trasformativo. Allora è ovvio che la storia dell'Italia è la storia di un territorio con una grande vulnerabilità riguardo ai terremoti. Essere storici oggi significa tener conto di questo, ma non per dov'era, com'era, con anche l'amnesia del dov'era, com'era. Notiamo che uno dei terremoti di cui non si è parlato, quello dell'Emilia del 2012, certo. no, prima di capire che in realtà nel 1570 c'era già stato un terremoto distruttivo a Ferrara, nello stesso territorio, non se lo ricordava più nessuno, se lo ricordavano soltanto gli storici. E quindi la reazione è stata
ma dell'opinione pubblica, ma anche degli abitanti della zona, è stata: ma come? Noi siamo in pianura, la Padania qua non ha mai tremato. E invece, insomma, c'era un precedente non lontanissimo, tra l'altro, no? Però appunto dimenticato, rimosso, proprio perché appunto qui la storia non è la storia antiquaria, monumentale, della costruzione retrograda, della nostalgia. La storia deve essere quella storia che si innesta nel movimento progressivo e non è utopica, perché l'altro rischio è l'utopia. L'utopia è quella forma di progresso senza memoria che poi alla fine dimentica anche la catastrofe e la produce dentro di sé, perché è evidente che certe forme di ricostruzione sono delle amplificazioni della catastrofe, no? Anche la stessa selvaggia quantità di cubature e volumetrie che vengono prodotte dalla catastrofe, tutti questi terremoti hanno raddoppiato le cubature esistenti, ma non hanno raddoppiato la popolazione, quindi in realtà la popolazione è spesso diminuita. Quindi cosa significa questo? Che il territorio, al di là della qualità delle costruzioni e della ricostruzione, il territorio ha subito un'ulteriore distruzione, no? L'alternativa tra Boyce e il retto di Burri è quella, no? Burri vuol mostrare una specie di ferita e la cementifica per metterla là. Boyce cosa aveva pensato? Faccio il bosco della memoria, cioè restituisco in qualche modo il luogo, il terreno alla natura, certo, e creo allora sì delle rovine, non più delle macerie, sì, esatto, immobilizzate, perché appunto consento quella fusione tra uomo e natura che la rovina nel suo romantico, diciamo, nella sua romantica tradizione, sì, consente. Grazie. Grazie. Posso avere il micro? Grazie. Sì, avevo il sospetto che fosse utile sentire queste due voci perché come avete sentito l'insieme delle osservazioni e l'aggressione anche di un tema da punti di vista diversi, che è sempre molto importante, no? Ci consente di metterlo più a fuoco. Non c'è una conclusione ovviamente, c'è un auspicio però, a mio avviso, a meno che appunto non abbiate delle domande, che è quello di far diventare, proprio perché il nostro territorio è storicamente un territorio fragile, ma che è una grande sfortuna e una grande fortuna anche, perché è un territorio che possiamo manomettere, siamo totalmente artificiosi, noi, totalmente artificiali, anzi la grande tragedia nascosta che secondo me, alla quale secondo me andiamo incontro è lo spopolamento di metà del nostro territorio, cioè l'Italia sta scendendo a valle, sta scendendo sulle coste, non ci accorgiamo che in termini quantitativi lo spopolamento dei centri minori, dei centri dove poi succedono queste cose, come ricordavi tu, sarà una grande tragedia dei prossimi anni, perché è una tragedia diciamo non improvvisa, sarà quotidiana, produrrà effetti quotidiani. E non cambiando il numero di persone che consistono su questo territorio ci stiamo concentrando, lasciando diciamo, disabitati enormi porzioni. E il nostro non è un territorio abituato a essere disabitato. Storicamente non c'è un millimetro d'Italia che non sia stato pensato dall'uomo, che non sia frutto di volontà. Se togliamo le Alpi e pochissime cose, ma se possiamo guardare ogni millimetro quadrato d'Italia come esito di una volontà, che magari è molto antica ed è rimasta, ma è esito di una volontà. E non sono tanti paesi al mondo che sono esito di così tante volontà intrecciate nel tempo. E quindi la necessità, io penso che sia produrre un pensiero continuo, produrre un pensiero quotidiano, tecnico, ma anche di filosofia dell'abitare nella catastrofe, nelle macerie, nelle rovine. E, insomma, questo è quello che mi auspico che si possa fare nel nostro lavoro, col lavoro con gli studenti che facciamo e nel nostro tempo che dedichiamo alla ricerca. Grazie a tutti. Grazie moltissimo e grazie a voi.